2 anni di lavoro attorno al tavolo, oltre al comune, i sindacati CGIL, CISL, UILAS, Industria Veneto Centro, ANCE Padova, Confartigianato Imprese e CNA Padova. Un protocollo destinato a cambiare il volto e soprattutto le possibilità di accesso e controllo sugli appalti, le opere, le forniture e i servizi del comune di Padova, che si prepara a una nuova stagione di grandi opere. Siamo riusciti in un tempo abbastanza lungo, quasi 2 anni, a mettere d'accordo sia i datori di lavoro, sia l'amministrazione comunale, i sindacati, un po' tutti insieme, una cosa un po' rivoluzionaria. Fare una parte solo è sempre stato estremamente facile, darsi ragione è facilissimo. Mettere tutti insieme è stato un grande lavoro. Tra i punti fondanti, spiega l'assessore al lavoro Margherita Colonnello. Epoca in cui le condizioni del lavoro rischiano di peggiorare a causa della crisi in atto, Padova dice no, ripartiamo dalla dignità del lavoro, ripartiamo dal rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e naturalmente anche della dignità delle imprese. Dal punto di vista dei contenuti questo protocollo è innovativo a livello nazionale su almeno 3 aspetti. Il primo è che il comune, l'ente locale quindi, in collaborazione con tutte le parti datoriali e sindacali, redige gli appalti. Il secondo aspetto è che nell'applicazione dell'appalto il comune può monitorare l'appalto stesso, soprattutto qualora si trasformasse in subappalto o in subappalto di terzo livello. Infine, nelle premialità andiamo a dare una direzione su quella che deve essere l'imprenditoria del futuro. Sostenibilità ambientale ed energetica, inserimento di lavoratori con disabilità o svantaggiati tra gli elementi premianti per l'aggiudicazione dei cantieri. E per quanto riguarda i prezzi delle materie prime che tanto hanno preoccupato gli imprenditori in questi mesi, la possibilità di rivedere i capitolati previa la documentazione degli aumenti.